E siamo in compagnia al Summer Show del direttore del Benevento, Pasquale Foggia. Direttore, buonasera. Buonasera a voi. Direttore, partiamo ovviamente dalla stagione del Benevento, purtroppo fermatasi ai playoff, un peccato. Un peccato perché a un certo punto anche del campionato potevamo veramente fare qualcosina in più e siamo andati vicini anche ai primissimi posti. Ma resta il fatto comunque di aver disputato una semifinale per andare in Serie A, quindi insomma dai, è stato fatto un altro campionato di vertice. Direttore, ci sono nel Napoli tanti calciatori che potrebbero interessare al Benevento. Io faccio un nome, ci provo, comincio così: Zanoli. Ma sicuramente è un elemento validissimo, anche per ruolo dove non ce ne sono tanti, però a oggi è prematuro fare discorsi di mercato. Ecco, il direttore è diventato diplomatico, quindi però io insisto, qualche altra cosa provo a strapparla, perché ovviamente innanzitutto i rapporti che ci sono con il Napoli, come sono con il direttore Cristiano Giuntoli, e se magari, mettiamola così, può esserci la possibilità di vedere qualche calciatore del Napoli nel Benevento del prossimo anno. I rapporti sono ottimi e il Napoli comunque ha sempre giovani interessanti, vediamo quest'estate se ci sarà la possibilità. Poi d'altronde possiamo dire che il presidente De Laurentiis è comunque vicino al presidente Vigorito, quindi sono amici. Assolutamente, hanno un ottimo rapporto, quindi sarebbe anche per noi semplice trovare la sinergia giusta. Ecco, direttore, invece per quanto riguarda la stagione del Napoli che chiude al terzo posto in classifica, davanti sia alla Juventus, ma dietro però le due milanesi, Milan che vince lo scudetto e l'Inter che arriva secondo. Secondo lei, certamente l'obiettivo è stato centrato il raggiungimento della Champions, ma c'è un po' di rammarico per lo scudetto andato via, perso così? Credo che già il fatto di poter parlare di rammarico significa che il Napoli ha fatto un campionato di vertice. A un certo punto del campionato, un po' come noi, stava lì per giocarsi lo scudetto, però io credo che Spalletti abbia fatto un lavoro eccezionale. Arrivare terzi comunque con squadre forti e quindi un campionato competitivo, credo abbia fatto il massimo, abbia fatto un campionato veramente di un livello assoluto. Lorenzo Insigne che va al Toronto, invece, cosa vogliamo dire? Mi dispiace tantissimo perché si perde un pezzo di Napoli. È un ragazzo che ha dato tantissimo al Napoli e tante volte è stato anche ingiustamente criticato, e di questo insomma mi dispiace perché poi lo conosco come ragazzo e quanto è attaccato al Napoli, però ha dimostrato di essere un capitano vero. Il Napoli perde Fosigulam, perde Lorenzo Insigne, acquista Olivera, acquista Kvaratskhelia. Cosa ha guadagnato il Napoli in questo, tra virgolette, cambio? Ma questo come sempre lo dirà il campo. È ovvio che negli anni il Napoli ha sempre fatto un mercato intelligente, ha sempre tirato fuori giocatori forti, quindi anche questa volta ha preso due prospetti di assoluto valore. Cosa non ha funzionato invece con Irving Lozano? Anche quest'anno un po' tante critiche ha avuto il messicano. Ma questo non posso giudicarlo perché non conosco le dinamiche quotidiane. Sul valore del calciatore ha un valore assoluto, poi quando non funzionano al 100% un calciatore, insomma ce ne sono tante di situazioni che fanno sì che appunto non si dia sempre il massimo. Ultima invece la chiedo sulla leadership. Il Napoli riscatta Anguissa, 15 milioni in 3 anni al Fulham, però ci sono problematiche per quanto riguarda Kalidou Koulibaly. Il Napoli vorrebbe rinnovare a ribasso il contratto del calciatore senegalese, fortissimo difensore e probabilmente unico leader di questo Napoli. Ecco, il Napoli come fa a cedere Koulibaly leader e dove trova eventualmente un altro calciatore del suo livello? Credo una società preparata come il Napoli, se mai dovesse cedere Koulibaly, avrà sicuramente individuato un sostituto all'altezza. È anche vero che non è semplice sostituire Koulibaly perché è uno dei difensori più forti in Europa, al mondo direi, quindi sicuramente non è semplice, però
ripeto, Giuntoli, il Napoli hanno sempre dimostrato di fare mercati sempre intelligenti. Grazie direttore. A voi.